Che campagna elettorale è stata? Esattamente come 21 anni fa, quando è scoppiata la Tangentopoli della Prima Repubblica. Tutti si guardano l'ombelico e non ci si rende conto che il sistema politico, il sistema imprenditoriale, il sistema finanziario si è avvitato attorno a un sistema corruttivo che deve essere combattuto. In questi 21 anni, nonostante per 1000 volte l'abbiamo detto che bisognava combattere il tumore che rovinava la politica, hanno combattuto i medici che hanno svolto le indagini. Lei mi spiega per quale ragione siamo 21 i magistrati candidati in queste elezioni, se la prendono sempre solo con me e con Ingroia, forse perché io ho fatto l'inchiesta Mani Pulite e Ingroia l'inchiesta Mafiopoli. Questa idea, cioè, che se la prendono sempre con chi cerca di scoprire il male e di curare il malato invece che prenderselo con il male, è la classica malattia della politica italiana. Ma c'è un conflitto di interesse a monte. Lei ha detto prima, la vostra televisione ha raccontato, facendo vedere i giornali, che ci sono tanti parlamentari che rischiano di andare in carcere perché non vengono rieletti. Il problema è proprio questo. Questi parlamentari sono andati in Parlamento per servire il popolo o per non andare in galera? Certo. Allora forse è il caso di stabilire una regola che quando una persona è condannata o è sotto processo è meglio che non venga candidata e non svolga attività pubblica.